Sì, oggi ci siamo incontrati i due assessori della Regione Veneto, Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento proprio per discutere di una promozione unica del lago di Garda a livello internazionale. In questa occasione abbiamo incontrato anche i vertici di Navigarda con i quali abbiamo discusso della mobilità all'interno del lago. Questo è fondamentale per dare un servizio ai nostri turisti ma anche per i nostri cittadini, perché purtroppo le coste del lago sono, diciamo, intasate di auto che soprattutto nel periodo stagionale creano problemi di traffico, quindi la navigazione può essere uno strumento importante per dare un servizio in più ai nostri turisti e anche ai cittadini. 9 milioni sono quelli i turisti che arrivano, diciamo così, sulla sponda lombarda, chiaramente unite ai nostri colleghi e amici del Veneto e del Trentino, diventano oggi un flusso decisamente impegnativo. Oggi qui noi abbiamo interpellato, abbiamo fatto partecipare appunto l'ente gestore a costruire insieme alle 3 regioni un tavolo di lavoro vero, concreto, che dia risposte e che ottimizzi tutto quello che in questo momento sta navigando sul nostro lago di Garda. Qual è il nostro scopo? È quello di rendere sempre più vivibili le nostre comunità, togliere il più possibile dalla strada, diciamo così, il trasporto per gomma e dare delle opportunità anche di esperienze ai turisti che arrivano. Abbiamo 3 regioni che sono in corsa, che aumentano ogni anno in modo importante il turismo che arriva. Siamo in procinto delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, abbiamo il Giubileo che è già partito, quindi siamo anche 3 regioni che sono in questo momento destinatarie di flussi turistici diciamo così, supplementari, chiamiamoli. Ecco, noi a quelli vogliamo garantire attraverso una programmazione di avere più servizi possibili, esattamente poi come ci riconoscono nel mondo, cioè che siamo regioni efficienti, di qualità e che offrono servizi di eccellenza.